Mister, posso chiederle qual è stata la molla che è scattata nell'intervallo? Se è qualcosa che ha detto lei alla sua squadra, se è stato il cambio che ha fatto al 46esimo per vedersi scrollare via di dosso dal Napoli, magari quella paura che c'era dopo il gol dell'1-0 della Juve, e giocare come abbiamo visto il secondo tempo al Napoli. Alla fine del primo tempo si tenta sempre poi di dire qualcosa e di fare qualcosa. Quello che diventa fondamentale però sono le reazioni dei calciatori. Nessuno ti consegna a casa quello che vuoi, se non prendi e reagisci e se non fai qualcosa di diverso, probabilmente poi le cose continuano come erano iniziate. Secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di più, abbiamo messo questo trequartista in più, un as, giravamo palla a 3 e probabilmente lì qualche sbocco lo abbiamo trovato. Però poi insomma è stata la pressione in generale che ha determinato che ci fossero questi errori, sia da parte nostra, perché il primo gol è sicuramente un infortunio, sia da parte della Juventus dove ho sentito dire che si recrimina che insomma sono stati degli errori individuali. Diretta. E martedì c'è un giocatore che era in Congo con il Senegal, poi ha preso un aereo e è atterrato a Napoli, non è passato neanche da casa, è andato subito a Castelvolturno ad allenarsi e oggi ha segnato il gol. Vittoria. Quanti Koulibaly vorrebbe in squadra, Luciano? Questo diventa troppo facile rispondere, nel senso che lo sapete bene anche voi perché tutti lo vedono. È una roba veramente da dover toccare e vedere da vicino, perché lui va sempre quei 2-3 punti in più dell'altro. L'altro mette 7, lui mette 9, l'altro mette 15, lui mette 18. Passa sempre davanti a tutto e ha questa forza di essere veramente il comandante di una squadra da un punto di vista di personalità, di spessore. Veramente un grande uomo Koulibaly. E stiamo rivedendo anche il suo gol del 2018, sempre segnato alla Juventus. Ricky, Fede? Chi vuole partire? Vai. Dai, tanto ti faccio i complimenti. La mia domanda era proprio sul sistema che hai cambiato tra il primo e il secondo tempo e mi è piaciuto molto perché soffrivate sia Kulusevski che Bernardeschi l'ampiezza, quindi mettendoti a 3 chiaramente hai alzato Mario Rui, hai costretto Bernardeschi a difendere molto, hai messo un giocatore in più tra le linee con Insigne vicino anche a Osimhen. Questo sicuramente ha fatto la differenza, ma l'hai già detta te. La mia domanda è: uscendo dal campo ho visto Manolas mi ha detto siamo fortissimi. Sì. Siete fortissimi, cioè sì. La sensazione di una squadra forte. Sei arrabbiato con Manolas, lo so, lascia stare. No, non sono arrabbiato. Il lato positivo. Il problema è che poi siamo quello che si fa, non quello che si dice, per cui va fatto vedere poi. Cioè anch'io ho le bellissime intuizioni, le bellissime idee, poi bisogna prendere, mettersi lì e eseguirle e diventare esecutori delle idee che hai. Ma la bravura dell'allenatore è per quella. No, la bravura dell'allenatore se le fanno è perché ti seguono. Faccio per dire quale deve essere poi il comportamento dietro a uno che dice delle cose. Anch'io voglio vincere la Coppa dei Campioni. Non ci gioco, bisogna ci vada prima la Coppa dei Campioni. Però hai trovato una squadra che ha questo atteggiamento, sì. Hai trovato una squadra che ha questo atteggiamento, che vuole. Io ho trovato una squadra che che si vuole confrontare, che vuole andare a giocare. Alla fine del primo tempo c'era da fare qualche cosa di più, loro sono stati d'accordo, perché la Juventus poi quello che aveva, che ti crea problemi è che abbassava l'attaccante a 20 metri dall'area di rigore, per cui non ci rimane spazio anche sulla tre quarti di poter fare questi passaggi che ti mettono a contatto poi della linea difensiva. Però avendo quei 2/5 a metà strada all'inizio della ripresa un pochino gli hanno dato fastidio, perché poi con loro si riusciva a mettere queste palle strisciate dietro la linea della difesa. Infatti abbiamo battuto tantissimi calci d'angolo. Però noi dobbiamo fare meglio di così, ecco. Si possono fare tutti i complimenti che ci pare. Secondo me la squadra, senza che sia stata una vittoria nettissima, ha meritato di vincere questa partita. Poi
si prende tutto il buono, poi come dicevo prima ci si mette lì, ci si ricrea quella corteccia di quello che deve andare a migliorare, a fare le cose, perché nella costruzione dell'azione bisogna fare meglio e Mano Lasse è uno di quelli che deve migliorare molto. Massimo Brasini? No, Luciano, ciao, ma anche perché Ciao, cioè, hai preso una squadra che insomma storicamente è arrivata vicino a fare un saltone di qualità, e se non l'ha mai fatto quel saltino non è così facile come sembra, essendo l'ultimo, e tu su questo hai battuto tanto il tasto, cioè della consapevolezza, della forza. Se dovessi pensare in questi primi tuoi 2 mesi del Napoli quello che sei riuscito a dare in questo senso alla squadra, visto la convinzione, la determinazione con cui ho affrontato anche la partita di oggi, che magari non sarà la terza di campionato, però un mattoncino l'avete messo in termini di consapevolezza e di reazione anche alle difficoltà. Sì, è vero, però guarda, un po' per quello che è stato l'Europeo, perché molti calciatori ci sono arrivati in ritardo in ritiro, un po' perché poi con queste nazionali te li portano via e li rivedi la notte prima delle partite. Secondo me c'è ancora da fare dei passi in avanti importanti. Il fatto di aver acquisito un giocatore come Anghissà è fondamentale, perché ci dà quella completezza poi alle qualità che noi non abbiamo, però io bisogna che gli dia qualcosa di più a questa squadra. Se si sta parlando di me, devo dargli qualcosa di più e bisogna farlo. No, io volevo chiederti cosa gli hai già dato, non cosa gli darai. No, cosa gli ho già dato? Noi abbiamo ripreso un discorso che era già fatto bene, perché Gattuso secondo me ha fatto un buon lavoro qui, e poi si tenta di mettere quel contrasto in più, quel non andare in confusione, perché sotto l'aspetto della personalità bisogna stare un po' più tranquilli, bisogna avere il ragionamento da grandi. Se vogliamo essere grandi, vogliamo diventare grandi, ogni tanto si va in confusione, ci si affoga in un bicchiere d'acqua, la reazione di Osimhen la prima partita, che non può succedere, di lasciare la squadra in 10 in quel modo lì, però poi ci sono tante note positive. Ospina che torna e che fa una grande partita, perché su quell'intervento dove c'è stato vero passaggio su Kulusevski, sì, su Kulusevski è stato bravissimo. Poi anche lì non l'ho fatto giocare, ma quando ti trovi ad avere 2 calciatori nello stesso ruolo, che sono tutti e 2 top, tu pigli uno e lo sposti vicino di fianco al posto dell'altro, perché sono 2 top. Nel caso dei 2 portieri non lo puoi fare, e andando a fare delle scelte rischi di penalizzare l'altro, perché si sente escluso senza avere dei meriti. Lui invece di abbassare ha fatto ancora di più il professionista, ma ha fatto vedere ancora di più che si impegnava in allenamento e che era a sostegno dei suoi compagni di squadra, che ci voleva giocare al fianco, e queste sono cose fondamentali. Sotto l'aspetto del gruppo ho un gruppo eccezionale, veramente un gruppo bellissimo.